Pochi lo conoscono, ma in Sicilia esiste un castello scavato dentro una montagna. Un luogo che sembra uscito da un film fantasy e che custodisce segreti dimenticati. Ci troviamo a Sperlinga, nel cuore dell'entroterra siciliano. Qui sorge uno dei castelli più insoliti d'Europa, interamente scavato nella roccia, con gallerie, stanze e passaggi sotterranei che sembrano appartenere a un'altra epoca. Ma sai qual è la cosa più inquietante? Alcune leggende locali parlano di rituali segreti compiuti proprio tra queste grotte. Il castello risale all'epoca normanna, ma il sito era abitato già in tempi preistorici. Si pensa che i primi uomini vi abbiano scavato le loro abitazioni, rendendo Sperlinga un luogo sacro, legato agli spiriti della terra. Al suo interno si trovano stanze con nicchie misteriose, pozzi profondi e un antico sistema di difesa invisibile agli occhi dei nemici. E proprio sotto la fortezza ci sono cunicoli che secondo alcuni collegavano il castello con luoghi lontanissimi. C'è chi giura di aver sentito sussurri provenire dalle pietre. Oggi è possibile visitare questo gioiello nascosto e toccare con mano secoli di storia, mistero e fascino. Un viaggio nella roccia e forse anche dentro se stessi. Hai mai sentito parlare di Sperlinga? Lascia un commento se vorresti esplorare le sue grotte, o se magari l'hai già fatto.